Eccoci, ci siamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti gli angeli del Signore, Santo Ignazio, lo dimentichiamo sempre, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, benvenuti alla nostra terza lezione che ci vede miserelli e miserelli. In linea non abbiamo nessuno, però le suore hanno detto che ascolteranno la registrazione, almeno quello. Noi la facciamo lo stesso, no? Giusto? Tra l'altro la lezione di oggi è tra le più fondamentali, anche questo mi dispiace che non siano presenti, perché la ritengo una lezione non importante, molto importante. Ascoltiamo questo brano di Luca, molto famoso. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e fermatosi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva 2 debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutte e 2. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece quelli a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé:
Chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Abbiamo letto questa pagina per introdurci nella tematica dell'orazione personale. Nei 2 mesi precedenti, nelle